saranno grandi nuotatori. Rieccoci, primo sito e parci, l'ultima parte, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Allora, prima della pubblicità, Vincenzo Marinesi ha detto che il contribuente dovrà pagarle, ovviamente, e ha ragione nel dirlo, rateizzare il debito di acqua, luce e gas. Insomma, mi sembra un attimino Mason... un mondo dove viviamo un po' sballato. Ma mi domando, tutto il debito che fa l'Italia giornalmente, che vediamo quel contatore che aumenta sempre, continuamente, ogni secondo aumenta, dove vanno a finire poi? Dove vanno a finire quei debiti lì? A che cifre andranno a finire? Non verranno mai, quelli verranno azzerati prima o dopo, immagino. Oggi siamo... Cosa succede? C'è una proposta. Ci comprano le case. Allora, oggi viaggiamo intorno ai 2.800 miliardi. Arriveremo a 3.000 miliardi. Arriviamo, ha ragione Marinesi, ma arriveremo nel giro breve arriviamo intorno ai 3.000 miliardi. Ragioniamo su 3.000 miliardi perché è il giro breve. Noi paghiamo di interessi passivi all'anno, nel 2021 abbiamo pagato 60 miliardi di euro. Tre finanziarie. Di 60 miliardi di interessi passivi. Nel 2000 ma spieghi chi li paga? 2022 55 miliardi. Allora qual è il ragionamento? Il ragionamento è: io nel mio bilancio entrate e uscite, o spese, entrate e spese, nel mio bilancio sto in piedi perché trovo fuori i soldi per pagare gli interessi. Questo è il ragionamento, uso il termine forte, perverso che stiamo facendo. Una famiglia non starebbe in piedi, cioè non si vive con gli interessi dei debiti. Non si può vivere con gli interessi dei debiti. Questo è il primo ragionamento. Secondo, la battuta, che non è una battuta, che qualcuno pagherà, se pagherà. C'è una proposta, l'avete vista in questi giorni, peraltro girava già da un mese, c'è una proposta fatta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme con Macron, che propone, vado soldoni, tecnicamente poi ci sono altre questioni, propone un contenitore unico europeo su cui far buttare dentro, far convergere, depositare i debiti che ogni Stato ha. Quali debiti? I debiti conseguenti al Covid e dintorni. Questo fondo, questo contenitore, questo fondo verrebbe posizionato a Bruxelles e Bruxelles, e cioè la Comunità Europea, finanzia questo debito, compra questo debito emettendo dei titoli di Stato europei. Titoli di Stato europei che certamente, e questo sì è vero, l'unico passaggio che condivido, titoli di Stato europei che certamente costeranno meno del debito italiano, cioè 1 milione di euro in bond, in titoli di Stato che emette lo Stato italiano, costa di più di 1 milione di euro emessi dalla Comunità Europea. Scusa Renato, è il famoso spread. Sostanzialmente è quello. Però nelle generazioni, Vincenzo Marinesi, ormai tutti voi, nelle generazioni che nascono, crescono, invecchiano e muoiono, questo debito è passato senza nulla togliere in questo periodo, aumenta, non è vero. E c'è chi ha vissuto bene ugualmente, ha vissuto la sua vita in maniera normale, come no? Cioè lei, la gente che conosco io non l'ha vissuto male nonostante il debito aumenti giorno dopo giorno. I miei amici, i miei colleghi e tant'altro hanno vissuto una vita di sacrificio come sempre, come quando è nato, sono passati 70 anni, rivive come quando è nato, con i debiti che c'erano allora, ci sono anche adesso, io ho la mia casa, l'altro la sua casa, ha lavorato, si è divertito, è andato in vacanza, cioè cosa ha perso? Il cittadino. Le spiego, ha perso tanto. Il problema fondamentale. Mi dica cosa ha perso in maniera pratica, perché ha grandi sistemi, no, lo capite. No, in maniera, sistema dei vostri in maniera molto pratica. La tassazione è aumentata in maniera impressionante. I prestiti nei confronti delle banche è molto più difficile ottenerli perché essendo un paese a rischio alla fine ti calcolano il rischio paese e perciò alla fine prestiti ce ne sono meno. Lavoro ce n'è meno perché per le tassazioni... in questo momento ce n'è qualcosina, un momento positivo. Giorgio, noi siamo crescevamo nel 2008 dello 0,1%, nel 2018 pre-pandemia crescevamo meno di tutto dello 0,2%. E infatti qualcuno ha pensato che per risolvere il problema sociale ci volesse il reddito di cittadinanza, perciò non è che proprio non abbiamo perso niente. Adesso uno dice ma io non lo vedo, è ovvio che no, lo vedi perché il problema occupazionale ce l'abbiamo sempre avuto, abbiamo un problema occupazionale giovanile, l'occupazione non c'è, poi c'è stato il rimbalzo
contro quelle Cassandre che dicevano che gli imprenditori erano coloro i quali licenziavamo. Prima della pandemia avevamo 1 milione di disoccupati. Quello che dice il era un po' diverso, perché i poveri c'erano anche. Perciò non solo, i nostri mutui, ma la sua domanda i nostri mutui sono aumentati, sono nato io, i nostri mutui sono aumentati. Allora, e oggi comprarsi una casa, lei è giovane, perciò immagino che non sia nonno. Non lo so, lei dovrà assistere sua figlia, perché se non le dà la garanzia, sua figlia non compra casa. Questo succedeva anche 40 anni fa. Perché io ricordo sempre, porto un esempio, una volta ero a Milano e da curioso quale sono, ero in taxi con mia moglie e a un semaforo abbiamo trovato se c'era come si può dire, un ritrovo di anziani come gli alpini, si ritrovano a giocare a bocce ed era fermo il semaforo, era anche una di lunga attesa e al taxista ho detto, ma senti, ho detto qui a Milano c'era bello, come si vive? E allora mi ha detto, vede quegli anziani lì? Quando moriranno tutti, le dico questa storia qui 20 anni fa più o meno, 25 anni fa, quando moriranno tutti quegli anziani lì, i figli che non hanno e sono mantenuti da loro avranno delle grosse difficoltà. Me lo dicevano questo 25 anni fa, 30 anni fa, che il genitore aiutava sempre i figli nel dare i soldi per acquistare la casa. Il problema era un altro, che 30 anni fa noi avevamo la lira e potevamo decidere se stampare moneta e quanto... dovevi avere un patrimonio, tant'è vero, se stampare moneta, e giocavamo sulla deflazione o sull'inflazione, perciò per noi l'inflazione talvolta era vantaggiosa e stampavamo moneta, tant'è vero che eravamo il paese più bello e più ricco in generale. Con l'euro oggi, fortunatamente, apro e chiudo parentesi, perciò se no sembra, con l'euro noi adesso abbiamo un'inflazione del 6%, lei dice, ma se ne accorge la gente che abbiamo un'inflazione del 6%? Allora, vede che è dopata. Ma certo, ma c'è chi, anche qui mi diceva, tu vai in vuol banca, dire che se tu vai in banca sicuramente, oggi se hai 100.000 euro in conto, 10.000 euro in conto corrente. Ma questo è il gioco purtroppo dei grandi numeri, lei va in banca Marinese una volta, quando vuole adesso, e deposita 100 milioni di euro, le danno il 5% di interessi, sto facendo un esempio, vanno 100 milioni di italiani a 1.000 lire a testa, gli danno 0 di interessi, ovviamente è meglio avere 100.000 italiani. L'unica cosa è che... È così, Vincenzo, perché oggi se Marinese avesse soldi e investisse... Era un esempio il mio. No, ma giusto, ma se avesse 10 milioni di euro da investire e li portasse in banca, la banca non ti dà neanche lo 0,5%. Ma era un esempio Marinese? No, Marinese o chiunque, perciò i capitali vanno fuori. Seguendo il ragionamento del Presidente, è vero quello che dici tu, direttore, cioè il cittadino qualsiasi si accorge di questo debito. Magari se ne accorgerà al meridione, qui al nord abbiamo una qualità della vita che era quella di 20 anni fa, anzi è migliorata. È migliorata. Benissimo, tutto vero, a una condizione sospensiva, si diceva una volta, finché qualcuno non dice vedo, cioè dammi indietro i 3.000 miliardi. Qualcuno potrebbe anche dirtelo, ma l'economia, la risposta degli economisti accademici è ma l'economia gira e quindi girando l'economia anche i debiti fanno parte di questo gioco. Ma non lo diranno mai, dovevano dirlo quando ne avevamo 2.000, quando ne avevamo 1.000, invece è sempre aumentato quella macchina burocratica. In Grecia l'hanno detto però. Sì, ma scusa, è una questione... gliel'hanno detto però, dimezzando le pensioni, dimezzando... la Grecia non è più Grecia, è Germania, questo lo sappiamo tutti. Basta cambiare la bandiera. Allora, non è che qualcuno maliziosamente ha detto diamogli sti prestiti abbiamo venduto. E continuiamo a darli. Poi a un certo punto qualcuno dirà. Abbiamo venduto il Danieli, mi sembra proprio l'altro giorno, mi sembra. Sì, ma qui ragione privati, pensa allo Stato. Poi qualcuno a un certo punto dirà, adesso ragazzi, basta con questo gioco. Primo. Secondo, e ti do un'altra... E quindi qui ha sbagliato la politica? Non lo so, io sto ponendo dei problemi, magari avessi la soluzione, sarei il Presidente del Consiglio io e non Mario Draghi. Certo che una volta, ma mi scusi se la interrompo, i nostri genitori, di tutti noi credo, quando dovevano costruire una casa andavano in cerca del prestito dal fratello, della sorella, del cugino, non andavano sicuramente in banca e costruivano quando avevano i soldi. Oggi ci hanno imposto di costruire quando i soldi non ce li abbiamo e quindi finisco. E quindi una colpa qualcuno ce l'avrà di questo, oppure il merito qualcuno ce l'avrà
averci un po' tolto un po' di soldi. Perché la stella polare purtroppo, la stella polare purtroppo non è il privato. Tu devi avere un PIL di questo paese che oggi si assesta intorno ai 1.800 miliardi, 1.700, dovresti portarlo a 2.900. E mentre facevi delle perché cose... un'altra tematica prima di chiudere, ritorniamo a noi, quindi l'operaio si ritrova sul fardello Roberto Marcato questi soldi da pagare in più, speriamo che Salvini riesca a convincere Draghi a togliere in parte almeno questi soldi che dovrà pagare l'utente in maniera esagerata, reputo io, dall'oggi al domani. Cioè, due elementi. Il primo, bisognerebbe ridurre, come diceva prima anche Mason, bisogna ridurre il peso del non costo effettivo dell'energia, cioè tutti i costi accessori, quello andrebbe fatto. E il secondo, c'è un tema di rapporti con i paesi che danno l'energia, su cui noi siamo dei nani rispetto a dei giganti. Quando andiamo a trattare non contiamo nulla. Questo è un tema, cioè, c'è stata ovviamente la ripresa così repentina, ha fatto sì che siamo passati da una richiesta azzerata di energia in 6 mesi a una richiesta esorbitante di energia. Cioè è chiaro che qualcuno ci specula, poi ci mettiamo anche le manutenzioni sul gasdotto che blocca temporaneamente l'energia, ci mettiamo tutta una serie di altri avvenimenti e il costo dell'energia esplode. Le tensioni politiche internazionali che ovviamente non aiutano, però noi avessimo, so che sembra tirare fuori l'Europa, ma se noi avessimo l'Europa che oltre ad essere un gigante economico fosse anche un gigante politico, e ci fosse un'unica persona che parla a nome di questo grande continente economico, cioè nel momento in cui tutti i presenti, dalla Cina o dalla Russia, potresti avere un potere contrattuale. Di fatto noi nei poteri contrattuali non contiamo nulla, perché è una cozzaglia di stati esatto, ma per fare questo, per unire molti popoli e farne uno solo, ci vorrà molto tempo, e per farne diventare un leader ci vorrà ancora più tempo. Però se non sfruttiamo questo momento per far sì che l'Europa diventi veramente l'Europa che tutti ci aspettiamo, non lo facciamo mai più. Non lo fai oggi, ma se non lo facciamo questo momento qua non lo facciamo più. Ma non è un problema di... Ha ragione, però non lo fa oggi per domani. Invece lo puoi fare oggi per domani, perché ma non è un miracolo, è visione. Non è una cosa gli aspetti culturali che cambi nel tempo. Qui non puoi non avere una politica fiscale, cioè non puoi avere un paese che fa parte della comunità europea come l'Irlanda, unica, politica estera unica, esercito unico, ci vuole tempo. Ma ci vuole tempo. Basterebbe una guarda, seria. allora Giorgio, allora ti faccio un esempio concreto, perché non è che non ci vuole tempo, non si vuole fare, perché quando si è dovuto trovare gli accordi sulla web tax, l'Europa si è mossa compatta come un unico paese. Non è che l'Italia ha fatto il suo. La web tax contro Amazon, l'ha saputo l'Europa. C'era anche una volontà politica di non volere un'Europa. L'ultimo che mi sta a cuore parlare sotto un aspetto economico con tutti voi è l'e-commerce, oppure Amazon, tanto per fare un nome, perché l'e-commerce ormai lo fanno tutti, anche le aziende piccole private se lo fanno da solo. Ma Amazon è una macchina che sta distruggendo il commercio di tutto il mondo, non solo dell'Italia. Dunque non è il tram che passa in quella strada che fa chiudere i negozi, ma è molto probabilmente, sarà molto probabilmente questa grande macchina. Domanda: si può ridurla, si può tassarla, si può mettere qualcosa in modo tale che non contribuisca a ridurre l'Italia a negozi chiusi, a centri commerciali inagibili, a grandi palazzoni nel deserto? Punto di domanda. Inizio da lei, Bertì. Chiaramente questo è un tema che noi è da anni che combattiamo questi grandi mostri che hanno invaso il nostro territorio, parlo dell'Europa, perché questo è nato in America e in Cina, le grandi potenze dell'e-commerce, quelli che Amazon, Alibaba e altre strutture. Queste chiaramente qui hanno trovato terreno fertile, perché noi eravamo completamente... l'hanno trovato che prima in America hanno chiuso delle grandi... Sì, ma non parliamo di noi. In America anche i centri commerciali sono diventati cattedrali nel deserto che stanno chiudendo. Ma qui hanno trovato terreno fertile, perché la novità, i giovani, poi con lo smartphone oggi dal divano di casa è semplice comprare. Noi siamo stati impreparati anche noi, perché è giusto anche dire che Amazon non paga le tasse e tutto, però noi abbiamo dormito sull'e-commerce. L'e-commerce oggi è una realtà. Dobbiamo assolutamente anche noi piccoli affrontarlo in maniera corretta.
Poi chiaramente c'è la concorrenza sleale perché noi abbiamo una tassazione del 47% o oltre e Amazon però non pagando le tasse ha un 40% di sconto in più da fare. E abbiamo visto che ha un comportamento, quindi, che oltre a questo Amazon, in percentuale, perché bisogna dirlo, ha un comportamento, l'abbiamo visto su un servizio di report, ha un comportamento dove acquista la merce dai fornitori, non li paga, dice che la merce non è mai arrivata, poi va a un concordato, invece che pagarla interamente la paga al 50-60% e ovviamente va a farsi friggere chi l'ha prodotto e quindi però è un discorso scomodo anche perché noi parliamo anche contro il consumatore che risparmia, quindi capiamo anche la difficoltà da affrontare in questi ragionamenti qua, però è il governo che dovrebbe, anzi l'Europa mettere mano a queste cose seriamente. Economico ce l'abbiamo qui, su questi colossi, viene fatto un ragionamento in regione su questa. Sì, assolutamente sì. C'è un tema di controllo. Cioè se Amazon o altri colossi simili si comportano, tra virgolette, male, non è che possiamo dar colpa a chissà che cosa. C'è un tema di controllo, di fiscalità del paese ospitante e quindi là va fatta vanno fatte le norme che tutelino i lavoratori, i fornitori, chi ha rapporti con questi colossi. E dovremmo smetterla di avere una sorta di timore reverenziale di fronte a queste multinazionali plurimiliardarie ogni volta che si presentano al cospetto del nostro territorio. Dopodiché c'è un altro tema invece di capacità di risposta come dire, del commercio classico. Io lo dico da anni. Allora, io sono entrato qualche anno fa, prima di Natale, sono entrato in un grande negozio di elettrodomestici per comprarmi un lettore CD. Io premetto che non ci capisco assolutamente nulla, per cui entro da ignorante come una capra, chiedo a uno dei ragazzi che erano lì quali fossero i CD, e questo mi dice, là. Sì, ho capito, ma quali sono? Là. Allora, se la risposta alla potenza di fuoco di Amazon o dell'e-commerce è questa, ignorante per ignorante, sto a casa, clicco, guardo quello che mi piace più come colore e lo compro. Cioè, voglio dire, non è che tu batti l'e-commerce comportandoti come l'e-commerce. Tu batti l'e-commerce, quando io entro tu mi devi prendere per mano, suggestionarmi, invogliarmi a comprare, perché bere il caffè al bar non lo puoi fare attraverso l'e-commerce, perché tu ti ordini il caffè e ti fai portare a casa. Perché c'è una suggestione che a bere il caffè. Questo bisogna fare. Le faccio però, completo il suo ragionamento che è corretto, però se il commesso le sta dietro, lo coccola, dà tutte le informazioni del caso e poi si trova che quel lettore CD costa il 40% di più dell'e-commerce, lei essendo stato trattato bene con i guanti, ruffianato e tant'altro, lo acquista pagando il 40% in più o clicca ugualmente e va a pagare il 40%? Ma non è vero che lo stesso prodotto costa 40%. Più o meno. Sarà perché i miei affari li fa sempre cagati. Io ogni volta mi compro una macchina e mi arriva mio, costato a pagare 10, che mi dice devo pagare 5, sempre. Ogni volta che fai affari. Anche là non è vero, se costa il 40% in meno qualche motivo c'è. Non è lo stesso prodotto, è un altro prodotto simile, ma non è quello. Che ci possa essere una convenienza nell'acquistare, ma è una convenienza innanzitutto di tempo, perché tu sei a casa di domenica pomeriggio e ti compri a Baretta e Lana. Cioè, questa è una comodità. Però diciamocela tutta, se tu mi offri, ripeto, una suggestione, tra comprarmi la baretta e lana e sentarsi sul divano e andare in centro a Padova con le luminarie, entrare in un negozio dove c'è una commessa che mi tratta bene, mi pago l'euro in più. Perché ho bel stipendio? Dobbiamo anche noi capire che il mondo è cambiato. Ma perché ho bel stipendio? I 1.300 per la baretta e lana è un stipendio ma quello che prendi comprarmi una prima, 12 euro. Ma quello che prendi 1.300 euro, guarda anche il 2 euro. Ma non è così, ma anche quello, cioè, non è che risparmia tutta sta roba. Ripeto, secondo me noi dobbiamo capire che il mondo è completamente cambiato. Cioè, se ti pensi di continuare a vendere quattro botteghe a caso non ce la fai più. Il mondo è cambiato. Io penso che è cambiato, che una volta bisognava andare. Oggi vengono a casa tua a proportelo. Ma non è solo quello. Perché scusami, allora, il catering esiste, giusto? Perché la gente non si fa portare a casa il cibo e va al ristorante? Perché io voglio andare al ristorante per provare un'emozione. Perché non stai a casa? È aumentato anche quello.
È aumentato che quello. Ma non c'entra, sto facendo un altro ragionamento. Ripeto, il servizio di catering, quindi l'Amazon del cibo, cioè sì, lo fanno tutti ormai, giusto? Allora, un conto se mi ordino un panino, mai un panino, ma se io voglio fare una cena vera con gli amici, con Amorosa, con i fioi, vai al ristorante. Perché vai al ristorante? Però se anche vero un'altra roba, Roberto, hai ragione, però ti dico anche un'altra cosa. Arrivare sui negozi dei centri storici è sempre più problematico. Allora, è la certo. Ecco. Allora, dopo però col furgoncino di Amazon il padroncino arriva dappertutto. Perfetto. E quindi c'è tutta una situazione. Dobbiamo capire che il mondo si cambia anche nell'accesso. Ma anche allora, se vogliamo storici. essere pratici, quello che ti dicevi te, no? Che bisogna assolutamente intervenire se questi fanno concorrenza reale. Qui a Padova abbiamo un centro ingrosso Cina, okay, che puntualmente tutte le settimane viene multato dalla Guardia di Finanza puntualmente. Scusa, perché non si chiude un centro? C'è un centro dell'illegalità, perché non si chiude? Ma appunto, no, ma lo so ma allora dico, qua si trova sempre i meccanismi perché si va avanti, per non fare. Questa è la verità. Poi Marinesci. Sì, due battute su altro. Pensare di come dire, tornare al commercio che conoscevamo noi è follia. Ormai il mondo va avanti, dobbiamo farcene una ragione. Qual è la condizione che pongo, su cui sottolineo, richiamo l'attenzione di tutti? Primo, la parità di condizioni, che non sono così generali generiche, sono puntuali e precise. Questo è il tema. Sulla tassazione, parità di condizioni, fra il piccolo, il grande, il medio, eccetera. Due, sulla giustizia civile. Sulla giustizia civile, concordati, non concordati, ti pago, non ti pago, tempi di pagamento. 7 anni per la causa. Sul rapporto col mondo del credito. Ragazzi, sul rapporto del mondo del credito con le banche, che forza ha l'ultimo mio artigiano o l'ultimo mio commerciante nei confronti delle banche? 4. Controlli, l'ha appena citato lui, me l'avevo scritto prima che lo citasse, ma ha citato lui un caso clamoroso. I controlli devono essere severi, come sono severi con il piccolo conducente di un esercizio commerciale. Terza volta ti sbagli, te sai. Controlli. Quinto e chiudo, programmazione urbanistica, che non è solo poter accedere ai centri storici, no, è anche quello, ma è anche una programmazione seria per cui ogni frazione di comune ormai ha un centro commerciale grande. Bravo. Ce la facciamo a stare in piedi così? Allora, io ho posto 5 condizioni. Chiuderanno anche loro, stanno già chiudendo anche loro. Certo, è vero, posto 5 condizioni. Per dire, attenti, l'e-commerce non lo fermi. Bisogna adeguarsi e mettere una griglia di condizioni per cui mettiamo i due concorrenti ai punti di partenza, ai blocchi di partenza alla pari. Anche perché noi non siamo competitivi con Amazon anche sulla logistica. Non abbiamo una base per dire, certo. Ragazzi, sì, domani tu hai il prodotto a casa. Certo. È una guerra che non puoi vincere, quindi ci vorrebbe delle regole precise. Se c'è volontà politica, perché su proposta tra l'altro condivisa della Confcommercio regionale, 4 anni fa io ho fatto un emendamento alla finanziaria che oggi obbliga il comune che ospita una grande struttura di vendita di avere l'avallo di tutti i comuni contermini, se no non ti affè. Esatto. Cioè, siccome che non si può contingentarli perché pare che sia il mondo, non si può, detto, bene, ma che sarà una norma che mi assa. L'unica cosa che puoi fare è questa. Sappi che è una scelta politica. A me non me frega niente, l'ho fatta, approvata all'unanimità, perché io guardai tutti, ho detto, voi vedere chi mi vota contro. Approvata all'unanimità, è diventata legge. Cioè, voi siete voi. Si può fare, sì. Però nel frattempo ha rovinato. Cioè, qui che era già in autorizzazione, poi mi fermate. Marinese. Questa, allora, io ne faccio una questione di competizione e una questione industriale e ora faccio degli esempi concreti. Il tema è che noi siamo italiani, in questo siamo anche veneti, e viviamo da solitari. Mi spiego meglio. Tu hai un concorrente che ormai non potrai più eliminare, è una forza economica. Certo. Apple è stata valutata a 3.000 miliardi. Cioè, il nostro debito se lo comprano così, 3.000 miliardi di dollari. Amazon è il primo operatore mondiale, se non la prima banca mondiale. Allora, noi abbiamo 6 milioni di abitanti in Veneto, 50 milioni, 55 milioni di turisti. Perciò 70 milioni di turisti. Nei momenti abbiamo avuto. Allora, cosa non abbiamo fatto? Ecco perché sulla riqualificazione urbana
sul PNRR bisogna battere i poni sul tavolo. Uno, riqualificare i centri urbani, perché riqualificare i centri urbani significa portare la gente fuori. Due, mettere in rete i commercianti. Oggi le aziende, il commercio dovrebbe essere un commercio al dettaglio e all'ingrosso. Se io non ho la penna, chiamo il mio collega e la penna gliela porta il mio collega o me la porta lui. Il magazzino deve essere unico. È già iniziato anche questo. Sì, ma è già iniziato. Sì, non siamo ancora... Sei ancora all'età della pietra e qui invece questi qui macinano e prendono mercato dalla mattina alla sera. Corrono con la Ferrari. Corrono con la Ferrari. La stessa identico dramma lo stiamo vivendo con gli artigiani. Abbiamo perso dei mestieri. Dall'altra parte devi crearti tu. Ma ci sono gli strumenti. Faccio degli esempi. Non riusciamo a fare. L'istrumento è la Camera di Commercio. Noi non riusciamo a fare progetti con la Camera di Commercio unita che ha risorse importanti e magari anziché differenziare le risorse, concentrare le risorse su un progetto. Però scusami, sai, guarda che queste potenze qua arrivano anche a comprare l'industria e dopo si autogestiscono il prodotto loro, ricordiamoci, perché l'hai detto te, 3.000 miliardi e Amazon, cioè prima non sta pagando l'impresa, la mette in difficoltà e dopo se la prende. Fammi dire, guarda che il mercato cambia e ti do un esempio concreto. Noi abbiamo un imprenditore, secondo me, illuminato, un manager, che è Beraldo della Coin. Oggi Coin sta investendo nella rete al dettaglio, sta investendo proprio nella distribuzione al dettaglio, nel negozio. Apple ha investito nei negozi, i centri Apple, perciò noi dobbiamo tornare a investire sui negozi. La grande differenza che lo dobbiamo fare in tema consortile. Ho fatto un esempio che conosco bene, la situazione economica non è che siete le migliori delle aziende che lei ha fatto un esempio, la conosco molto bene, quindi le posso dire è una situazione come tante situazioni difficili, più difficili, però quella la conosco molto bene, quindi per questo potevo dire. Però è stato illuminato illuminato. Sì, è stato... Apple quindi la Regione ha messo in quei soldi anche per combattere con determinati... Direttore, la Regione ci può dare tutto quello che vuole, però il problema fondamentale è che se noi non cambiamo un passo, non cambiamo mentalità e non iniziamo a capire che questa concorrenza non la possiamo sconfiggere con i decreti, ma la dobbiamo sconfiggere con la progettualità. Perché la Regione alla fine quanto può dare al commercio? 5, 7, 8, 10 milioni. Come si dice in americano, parliamo di peanuts, niente, zero. Qui in questa trasmissione il Presidente di Confindustria Venezia e ho il Presidente Confcommercio Veneto della Scompado. Se non lo fate voi, che potete convocare le parti in causa e fare questi tipi di ragionamento. Ma guardi, perché che lei può convocare per quanto riguarda Venezia, invece è difficile parlare Veneto può convocare, perché il ragionamento suo va fatto nel trovare le persone, nell'avere dei dibattiti, degli incontri e far arrivare lentamente, perché velocemente sarà fatica, quello che avete detto. È stato un ragionamento che abbiamo fatto con l'assessore Marcato a novembre, eravamo a pranzo io e te, che abbiamo parlato di questo tema, ti ricordi? Che abbiamo detto organizziamo con le altre associazioni di categoria per ragionare su questi ambiti qua. Io intendevo perché si esce assieme a queste... La Regione può essere parte, non che possa fare la Regione Marinese, però la Regione può essere parte in causa nel cercare di unire queste forze per trovare un punto di incontro. Direttore, il problema fondamentale... Non mi lascia finire lei. No, perché il problema fondamentale, andando nel pratico, proprio nel pratico, il problema fondamentale è che devi prendere il commerciante che ha il negozio di una parte e dall'altra e metterli insieme e dire firma questo accordo. La Regione può essere... Posso dire che la Regione può fare abbiamo l'assessore a mettere 160.000, 200.000 d'accordo, deve mettere soldi, però deve fare da garante perché accada questo. E come fa a fare garante a dirgli al signor Pinco Pallino che vende elettrodomestici mettersi d'accordo con quello all'altra parte? Stanno già facendo, stiamo arrivando. Marinese, però non è una cosa impossibile. Se l'acqua arriva alla gola, la Regione nel fare da garante, nel non mettere nulla, può dare un contributo a Confcommercio, ai presidenti di Confindustria e poter parlare per parlare, dopodiché sta all'intelligenza delle persone, poi quando l'acqua arriva dove arriva, io i contributi ho sempre le braccia aperte, devo chiudere. Vivo di contributi.
devo chiudere questa puntata interessante. Prima di chiudere però mi permette una battuta: è da espellere secondo lei il Marinese oppure no? Ma lo teniamo sotto osservazione. Vediamo come si comporta la prossima puntata, dopo vedremo. Una volta avrebbe detto rosso, adesso è diventato un po' più garantista anche lei. Quindi, l'età. Grazie a Roberto Marcato di essere qui, grazie a Vincenzo Marinese, ovviamente grazie anche a Patrizio Betti e grazie anche a Renato Masò. È stata davvero una puntata interessante, speriamo abbia contribuito. No, è vero, speriamo abbia contribuito a dare quantomeno qualche idea all'assessore Marcato e anche ai presidenti delle varie categorie, perché qualche piccolo ragionamento che è stato estrapolato questa sera venga messo in atto e magari possa aiutare il commercio e l'economia della nostra regione. Grazie davvero a tutti e invece io do appuntamento a mercoledì prossimo per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.